che oggi siamo lieti di ospitare per la rubrica Tanti auguri un'altra coppia di coniugi che in questi giorni ha raggiunto lo splendido traguardo dei 50 anni di matrimonio. Sono i coniugi Calogero Maria ed Emanuela Campanaro, 69 anni lei e 82 anni lui, che ieri hanno celebrato le nozze d'oro. I due si sono conosciuti a Gela, paese natale di Emanuela, e dove lavorava Calogero. Seguì un anno di fidanzamento per poi convolare a nozze nella stessa città del Nisseno. Era il 17 aprile del 1968. Da allora di tempo ne è passato e grazie al loro matrimonio felice e fecondo, i coniugi Maria Campanaro possono oggi vantare ben 5 figli. 2 femmine, Lillina e Lina, e 3 maschi, Angelo, Paolo e Giuseppe, che a loro volta li hanno resi nonni di 11 splendidi nipoti. 50 anni dopo quello scambio di fedi e di amore coniugale, Calogero ed Emanuela ieri hanno rinnovato le loro promesse di matrimonio e lo hanno fatto presso la chiesa madre di Favara. La celebrazione delle nozze d'oro è stata posticipata dal 17 al 22 per permettere a tutta la famiglia di essere riunita e di partecipare con il proprio amore a questo importante traguardo raggiunto. Una volta usciti dalla chiesa, tutti insieme, hanno brindato presso un noto locale di Agrigento. Alla coppia, esempio di amore coniugale, vanno i migliori auguri per il futuro, oltre dei familiari, anche da parte della redazione di Sicilia TV.